Ciao a tutti amici, siamo sabato 1° marzo, primo giorno di primavera meteorologica e sto partendo alla volta di Torre Belvicino, destinazione precisa Ponte delle Capre, per andare a fare Sentiero Brunelli, un sentiero di una quindicina di chilometri e 500 metri di dislivello positivo, in località Valle dell'Orco, nominata in questo modo appunto da un celebre romanzo di Umberto Mattino, in cui un cittadino di pianura ha deciso di andare a abitare in questa contrada sperduta, oddio, questa località un po' fuori mano, diciamo, perché desiderava trovare un po' di pace appunto con gli abitanti del luogo, in un modo di vita completamente diverso. Vabbè, comunque poi c'è tutta la trama completa su internet, quindi partiamo. Intanto ecco qua arrivati gli altri compagni della comitiva, Ale in primo piano, La pancia c'è oggi, pancia c'è, perché nei video di Jacopo vengo fuori con la pancia. ma sì, Sì. ormai prospettiva dell'iPhone forse. Per l'alcol? Michele se ciao è già andato dentro. Yeah! Go! Qua ragazzi, come nel sentiero dei Colli Berrici, vedete i chilometri da 0 ai 15, man mano che li troveremo ci sarà l'aggiornamento dei numeri. Ecco, vedete finalmente Michele che si è rivelato con Drago. Quando vedete qui davanti il Monte Enna, da dietro è iniziato a spuntare la sagoma del Monte Novegno, dopo appunto ripeto Pasubio. Guardate anche adesso il Sengio Alto come si vede distintamente, senza di virga nevose di prima. Primo chilometro terminato. Era buono da capire. Hanno fatto il selfie. Ma guardate che spettacolo il Novegno qui dove si è aperto per bene il panorama. Bellissimo veramente. Oh. Questo è un po' più aguzza. Guardate che panorama verso la pianura. Per fare il modo di riprendere la categoria veterinario, negli anni 70 i nostri veterinari già la parlate con gli animali di compagnia. Devo dire. L'Erica vi dà 2 lezioni di botanica. Guardate qui i cagnoloni a riposo. No, da lì. Guardate che razza di panorama dal Novegno al Pasubio. Guardate che contrasti con le nubi più scure, il Sengio Alto. Dopo qua c'è la transizione col massiccio del Carega, fantastico. Ok, è vero. Ecco, da qui ragazzi passa anche la Romea Strata, nel tratto che da Rovereto, oltre al piano del Piatto. Rivasò a Guardate il signore qui che gamba. Vicenza, che fa tutta la Riviera Belga. Qua vedete? Ma cosa ho fatto? Perché ora? Vieni qua. Qua ci torniamo dopo in questa contrada perché adesso vedete che ci sono 2 cartelli del Sentiero Brunelli, quindi questa è la contrada, diciamo che dà il nome al Sentiero Brunelli, Quello del delitto. quello del delitto, dove proprio sul libro di Umberto Mattino qua avviene il delitto. Che anche un bar in questo piccolo centro. E non so, bisogna domandare alla signora se... Jacopo Tessari che è un bar da queste parti, ti che ti sia la nostra seconda guida Sherpa di oggi. Guida escursionistica, non guida culinaria e degustativa purtroppo. Adesso stiamo intersecando anche il sentiero 12 del Cingio,
per fare appunto questa, diciamo, deviazione dal sentiero principale, che dopo ci riporterà appunto La in... deviazione fanno proprio parte insieme, cioè il 13 Ah, ok. che è il sentiero che stiamo facendo comprende l'11 e il 12. Ah, ok, quindi cioè, non è un'intersecazione, però appunto cioè, sono lo stesso sentiero praticamente. Raggiungere due cimette che fanno parte dell'ortogonale militare che ti portano in due monti, il Sindio e il Cengio. Sicingio e Cengio, ok. Sì, esatto. Bene. Quindi, Che li scopriremo man mano. sì, perché vedete appunto sono indicati come sentiero 12 del Singio e 13 Brunelli. Devo andare a vedere. No, è interessante proprio per una questione militare, no? Segui la storia. Tu sto tornando guida. Senza una donna. Allora, guardate, qui c'è questo capitello. Intanto, come potete vedere dall'evoluzione delle nubi, siamo sotto un'eruzione di aria non gelida, diciamo fresca per il periodo. Guardate appunto che attività cumuliforme moderata. Ogni tanto ci scappa qualche rovescio nevoso sulle cime più alte qua nei dintorni. Ecco, insomma, avete visto, questo è il capitello della Gamonda. Adesso torniamo indietro. Ecco, una volta tornati alla biforcazione di prima, prendiamo questo sentiero in salita. Proprio di sensibilità per farsi capire, no? 6,7 e non siamo ancora arrivati a metà del Brunelli. Allora, Erika intanto ci riferisce che questa è una distesa di rose di Natale. Guardate che belle da vedere in mezzo al bosco ancora addormentato. Ideale. Questo di Sara? Vedi? Poco oltre la metà. Guardate che bellezza di panorama qua su. Sulla pianura di Schio, Torre Belvicino. Madonna. Ma che spezzano? Guardate che panorama qui sopra, su queste montagnole qua davanti. Mamma mia, che meraviglia! Questo è lo Singio 5 su 8.
Io ho la bisa. Che tutto bene? Io odio le salite. Mi sa che ormai siamo all'ultimo attacco finale. Guardate che spettacolo. Veramente è uno scorcio stupendo in questa zona. Avanti che te mi filmi. Quasi piccole deviazioni dal sentiero principale. Guardate che meraviglia, mamma mia, che roba. Guardate il Novegno che è da tutto il giorno che lo vediamo. Cima di Campolongo e quindi si vede fino all'altopiano dei 7 comuni, il Summano, in lontananza Monte Grappa super innevato e tutta la pianura a perdita d'occhio. Guardate che visuale paradisiaca proprio, adesso si è schiarito per bene qui verso il Carega. No, Tiago, Quanto bello è qua su. Tiago. Abbastanza. E qua, ehi. Guarda che immagine contro luce che sono devo farti, Jacopo. Qui davanti a noi Carega. Oltre a Croci. Bene, da questo sentiero che abbiamo fatto adesso panoramico torniamo indietro e risaliamo da questa parte per il sentiero appunto vero e proprio. Dopo aver toccato il Monte Singio adesso siamo arrivati al rifugio Stella Alpina, vediamo un po' cosa riserverà. Eccoci. Guardate che bello dentro. Questa cazzo di cammino. Ah, quindi se volete venire a camminare, vedi sta sempre qui. Ecco, adesso usciamo e riprendiamo la camminatina. Mamma che balconata. Padrone. Tiago. Guardate il Novegno completamente soleggiato con i suoi pascoli innevati. Guardate Gastone mi sta sempre a fianco, povero. Guardate come mi aspetta per vedere se sto al passo. Guardate cazzo il panorama a questa casa. La mattina si aprono i balconi
e si vedono il Sengio Alto e il Carrera, spettacolare, e il Pasubio là dietro. Ah sì caro Ale, proprio così, siamo tornati chiudendo l'anello, siamo tornati a Natolia al passo di Manfron a 660 metri, dopo aver salito il bellissimo Monte Singio lassù, veramente la ciliegina sulla torta dell'escursione odierna. E adesso appunto torniamo verso il paese. Quello che abbiamo appena fatto finora, strada dei cavalli. Rieccoci proprio per lo stesso sentiero da cui siamo arrivati, siamo ritornati, pronti per che rimanete parte del percorso in discesa. Stone, andiamo dai. Tredici e 1 su 15 e 3, 2 km e 200 metri. Adesso una volta arrivati in valle potete vedere Monte Cengio qui davanti, Monte Singio che è proprio dietro. Praticamente nel Monte Cengio siamo passati poco sotto la vetta e si ammirava il panorama che vi ho mostrato prima. Ecco, siamo arrivati a fine itinerario. Quanti chilometri? Aspetta, condivido con Condividi? Jacopo. Aspetta che condivido subito perché signori, la gente qua ci richiede le tracce, la gente Mamma, non è è vero. più capace, non è più capace Mandami la di traccia, essere sì. indipendente dal cellulare. Io invio la traccia a Jacopo, che così la può condividere con chiunque, e sui nostri canali stiamo un po' facendo questa cosa, ma stiamo organizzando delle cose da fare anche con voi, quindi state connessi, seguite il canale di Jacopo, seguite il mio canale Le Strade del Weird. I chilometri comunque dicevate, Allora, no? sì, da me segna 25.500 passi, sale equivalente di 18 e mezzo. Wikiloc chiama 17,03 km, Più. tempo in movimento 4 ore e 27, l'altitudine massima di 826 per gli amanti della... E io vi saluto, ciao. Ale ci saluta, salutiamo anche le nostre ragazze di oggi, gentili accompagnatrici, con i loro cani simpaticissimi. Saluto a Michele. Signori, è stato un piacere. Adesso Che io vado nostro, al anche centro mio. commerciale di Schio a mangiarmi la pizza. Ah sì, Campo Anche a Romano allora. Campo Romano a mangiare la pizza. Boh. Quindi qui tutti hanno salutato, insomma anche io. E ragazzi, l'escursione di oggi è stata una rivelazione, soprattutto nella sua parte alta. Stupendo veramente quel tratto panoramico a strapiombo. E niente, io vi saluto e vi mando alla prossima escursione. Penso proprio sarà in solitaria la settimana prossima sulla neve. Quindi state con noi e alle prossime.